mentre Luca Tonello è in pedana nel triplo per la Tortellini Voltan di Martellago. E 07 in precedenza per Tonello, 11,61 in questo salto, un salto che non è tecnicamente riuscito molto bene, troppo avanti di spalle, quindi qualche problema a poter prolungare la traiettoria dello step. Mentre nel giavellotto ora 38,46 ha lanciato Riccardo Bulli, ora va in pedana Simone Toniolo della Biotecna Marcon, che è l'atleta che ha la miglior misura di accredito con 49,40. Vediamo cosa riesce a ottenere con questo suo primo lancio dopo aver affrontato la gara del salto in alto ed aver ottenuto un ottimo risultato. Con 1,78 si è migliorato ed ha conquistato la seconda posizione come misura, poi bisogna vedere le compensazioni ovviamente. È un lancio a ridosso dei 50 metri per Simone Toniolo, che dovrebbe portarsi al comando con questo lancio. Il portacolori della Biotecna Marcon, una giornata magica per lui oggi. (50,53), quindi nuovo primato stagionale per Simone Toniolo, che ha trovato proprio la giornata ideale per esprimersi. 50-53 al comando della gara Simone Toniolo, Biotecna Marcon. Intanto stanno entrando i concorrenti della prima delle tre serie della 4% maschile, e in pedana nel triplo invece va Alberto Tiffi, Athlon Bastia, 2 salti a 11,69 fino a questo momento. Vediamo se riuscirà a fare anche il terzo, al che potrebbe anche provare a giocarsela all'otto questi numeri. 11,69, forse questo potrebbe anche essere migliore, vediamo se è così. (11,77), si migliora Alberto Tiffi. Va ora Franco Menotti, M50 della Biotecna Marcon, che 11,10 ha saltato nel salto precedente. Ancora un buon salto per Menotti. Vediamo quanto gli vale questo, 10,86, quindi non migliora in questo salto Menotti. Il prossimo ad entrare in pedana sarà Sergio Capozzi della Master Atletica. Ancora non vediamo sui blocchi i concorrenti della prima serie della 4% maschile. Si migliora Capozzi, si porta a 10,44.
Nel triplo abbiamo visto il salto di Maurizio Riccitelli della SEF Macerata, che in precedenza aveva saltato 10,49, doveva essere intorno a quella misura anche con questo. 10,52, si migliora, sia pur di poco. Ed ora Alexandre Ebner della Südtirol Team Club. Nullo questo suo salto. Nel giavellotto ha lanciato Gianluca Maurizi, che ottiene 31,15 dell'Olimpia Amatori Rimini. Questo invece era il lancio di Marin Mileta. E nel triplo c'è il salto di Daniele Burchietti della Atletica Pistoia, che va ora misurato. (10,22) il salto di Burchietti. Ora è il turno di Renato Gallo, dovrebbe essere, ma non lo vedo. Viene infatti chiamato Enrico Sedda della Msicora Cagliari. Nel giavellotto il lancio di Maurizio Sella della Master Atletica. Abbiamo intanto la classifica ufficiale del 4% femminile, con la vittoria dell'Atletica Trieste davanti con 56,81, quindi 100 punti per loro, Virtus Castenedolo in seconda posizione con 57,24 e Südtirol Team Club con 58,62 al terzo posto. Poi Giglio Rosso e insieme New Food Verona. Questa è la classifica ufficiale del 4% femminile, mentre stanno entrando i primi tre concorrenti dei 1.500 maschili e c'è Amilcar Mora Bonelli che sta chiamando la clac per darsi la carica. Vediamo il salto di Bonelli, ancora un lungo salto, 14,32 abbiamo visto in precedenza. Vediamo quanto vale questo terzo salto di Bonelli, che ha un personale di 14,91, lo ricordiamo. Vediamo la misura di Bonelli, di Mora, 14,38, si migliora sia pur di poco, ma si migliora ancora. E vediamo Daniele Pagani. Abbiamo tanto inquadrato al centro del campo la premiazione dei 1500 metri con la vittoria, con al terzo posto Moreno Martinini dell'Amatori Rimini, davanti poi al secondo Dario Rappo, un M65 della Master Atletica di Vicenza, e la vittoria va a Alfredo Bonetti della Virtus Castenedolo M55, che con 4,28 e 29 si aggiudica i 100 punti della classifica. C'è il salto intanto di Daniele Pagani, che è un po' meno abile nel triplo rispetto a quanto lo sia nel salto in alto. Ovviamente il salto in alto è sempre stata la sua specialità, qui è anche eccelso in un certo periodo della sua vita. Va ora a saltare Orel Gabriel Gui, che nel salto precedente M35 ha saltato 13,43, che è la misura che gli vale la seconda posizione di classifica.
nel giavellotto ha lanciato Antonio Nencini e dovrebbe aver chiuso il primo turno di lanci, atleta dell'Atletica Pistoia. E andiamo a vedere la composizione della prima serie della 4% maschile con attenzione al salto di Gui che sembra inferiore al precedente. Prima serie in prima corsia Runners Club Milano con Antonio Montariuli, Ercole Sesini, Franco Caltabiano e Marco Coccato. In corsia 2 Daini Karate Brianza con Tiziano Crippa, Paolo Citterio, Rosario Mauri e Angelo Mauri. Corsia 3 per Südtirol Team Club con Roman Zublasing, Alexander Ebner, Hubert Indra e Thomas Oberhofer. Corsia 4 Virtus Este Valbona con Piero Cavallini, Renato Gallo, Adriano Vettorello e Gianni De Marzi. In corsia 5 Sport Club Meran con Hans Leimer, Carlo Boninsegna, Silvano Giavara e Georg Turner. In corsia 6 Giovanni Scavo 2000, Roberto Guardini, Teodoro Marraffa, Massimo Agostini e Nicola Zoppello. In corsia 7 Trieste Atletica con Fabio Antonini, Ruggero Pizzul, Paolo Maieron e Giacomo Biviano. In corsia 7, cioè in corsia 8, la dilettantistica puntese di La Punta a Catania, Salvatore Allegra, Salvatore Genuardi, Antonio Ciccia e Mario Bonaccorsi. Ci sono tempi di accredito e il migliore c'era proprio la formazione siciliana con 56 e 04, ma attenzione perché nella prima serie c'è sempre qualche sorpresa. Abbiamo invece la classifica ufficiale del salto in alto uomini con la vittoria di Lamberto Boranga della Olimpia Amatori Rimini davanti a Daniele Pagani e al terzo posto c'è Marco Mastro Lorenzi della formazione del Roma Atletica. Ottimo intanto il quarto salto di Luca Tonello che fino a questo momento si è espresso a 12.07, questo dovrebbe essere migliore se l'occhio non mi inganna, mi ha già ingannato per la verità in precedenza, speriamo che non l'abbia fatto anche in questo caso, ma sembra buono questo salto. 11.92, infatti mi ha ingannato di nuovo l'occhio perché ha già saltato a 12.07 Luca Tonello, quindi non si migliora con questo salto. Tra poco avremo anche la premiazione del salto in alto maschile, mentre sono pronti dietro ai blocchi i concorrenti della prima serie della staffetta Master Uomini. Partita la prima serie 4% uomini e qui c'è un avvio veloce in corsia 7 da parte della Trieste Atletica, ma anche c'è la in corsia 2 la formazione del Karate Brianza, dei Daini di Karate Brianza. Karate Brianza che ha vantaggio talmente netto che potrebbe anche fermarsi e ripartire, una cinquantina di metri di vantaggio per la formazione lombarda che va a vincere. Attenzione al tempo 47,56, attenzione a questo tempo perché potrebbe anche creare qualche 47,56 per la formazione di Karate Brianza. Gran tempo
quindi andiamo a seguire le prossime serie tenendo sempre presente questo tempo. Nel triplo in pedana Alberto Tiffi 11,77, la sua miglior misura fino a questo momento. Lui ha un personale di 12,43. Nel giavellotto siamo arrivati al secondo turno di lanci, c'è Andrea Usai in pedana per l'Ansicora Cagliari. Va ad avvicinare i 40 metri, forse un lancio intorno ai 38 metri, giù di lì. E si stanno preparando i concorrenti della seconda serie della 4% uomini. Visto intanto un lancio di Enrico Bellosio dell'Atletica Ambrosiana. Metri, 30,02 per Bellosio. Ora va Riccardo Bulli della Sigilio Rosso Firenze a lanciare. Un lancio molto teso che finisce poco al di sotto dei 40 metri. Lui aveva lanciato già intorno ai 39 metri in precedenza. Poi ci sarà il secondo lancio di Simone Toniolo che sta guidando la gara con 50,38. Tenuto il primato stagionale anche nel giavellotto dopo averlo polverizzato nella gara del salto in alto il portacolori della Biotecna Marcon, che si allena nel campo di Abano Terme, proveniente dalle file della Visabano. Vediamo il lancio. E ancora un buon lancio che forse è inferiore, sicuramente inferiore al precedente. e 46, quindi decisamente inferiore al precedente questo lancio di Simone Toniolo, mentre vediamo che si stanno preparando i concorrenti della seconda serie che andiamo ora a presentare, della 4% maschile. In corsia 1 la formazione della Vittorio Alfieri di Asti con Paolo Bassi, Roberto Amerio, Marco Alessandro Merlo e Roberto La Barbera. In corsia 2 la formazione del Cus Palermo con Vincenzo Azzarello, Giuseppe Giannola, Aldo Marco Alaimo e Bruno Gabriele Nicolosi. In corsia 3 Amsicora Cagliari con Enrico Antonio Sedda, Ivan Spini, Augusto Pichedda e Paolo Picciau. In corsia 4 la Sigilio Rosso Firenze con Fabio Rossi, Stefano Macrillò, Stefano Ferrini e Massimo Fattori. In 5 Athlon di Bastia Umbra con Giordano Mariani, Corrado Rossetti, Antonio Rossi e Vladimiro Margutti. In corsia 6 Quercia Trentingrana con Johnny Leoni, Massimiliano Grandisolli, Roberto Durante e Paolo Cappuccini. In corsia 7 la formazione della Tortellini Voltan di Martellago con Filippo Zanardo, Gabriele Carniato, Luca Tonello e Francesco Di Leonardo. Ed in corsia 8 Sef Macerata con Francesco Trubbiani, Livio Bugiardini, Paolo Zamponi e Giulio Mallardi. Questa è la composizione della serie numero 2
che partirà tra poco. Tanto abbiamo visto il salto nel triplo di Daniele Burchietti dell'Atletica Pistoia. Nel giavellotto siamo ancora al secondo turno di lanci, siamo arrivati a, eccolo il lancio del portacolori della Biotecna Marcon Stefano Zanini, un M55. E nel triplo ora sta tornando in pedana per il suo ultimo salto Almicar Mora Bonel della Olimpia Amatori Rimini, che sta guidando la gara con 14,38. Vediamo questo ultimo salto dell'atleta cubano in forza alla formazione romagnola. Chiama la clac l'atleta, vediamo come saprà esprimersi in questo ultimo salto. È ancora un ottimo salto da parte dell'atleta cubano. 14,38, vediamo cosa raccoglie con questo ultimo salto. Mentre è partita la seconda serie della 4%, 14,28, non si migliora l'atleta Mora Bonel. Quercia Trenti in grana all'esterno. Quercia Trenti in grana nettamente il comando in questa fase. Qualche problemino al cambio per la formazione all'interno dell'Atron Bastia. Quercia Trenti in grana ancora al comando con in corsia 1 la formazione di Vittorio Alfieri, che sta tentando di portarsi avanti. Quercia Trenti in grana in corsia 6, insidiata fino all'ultimo dalla formazione di Vittorio Alfieri. Vince Quercia Trenti in grana con 48,70, quindi resiste ancora il tempo della formazione vincitrice della prima serie. Nel giavellotto c'è in pedana Giampaolo Munari, ha già lanciato, vediamo se anche lui, atleta ex giavellottista di grande valore. Giampaolo Munari. No, questo era Renato Biatta della Virtus Castenedolo. Mentre ha concluso la serie di salti Michele Ticò della Quercia Trenti in grana, che conclude così la vedete. Vediamo intanto in pista che stanno sfilando i giovani atleti della Jesolo Turismo, la società locale che ha contribuito all'organizzazione, anzi in maniera determinante all'organizzazione di questa manifestazione e delle manifestazioni che sono svolte negli anni passati. Quindi grazie anche a questi atleti della Jesolo Turismo che danno il loro contributo volontario
e ovviamente sempre gratuito come si fa nell'atletica per la buona riuscita di questa manifestazione, di queste manifestazioni. Mentre vediamo che al centro del campo si sta effettuando la premiazione della 4% femminile con le formazioni del Südtirol Team Club, che occupa la terza posizione con Renate Prast, Irene Senfter, Inge Ploner e Erika Niedmeier. Poi al secondo posto c'è la formazione della Virtus Castenedro di Brescia con Mariuccia Quilleri, Paola Pasini, Barbara Ferroni e Marinella Signori, mentre la vittoria va alla formazione della Trieste Atletica con Maria Giuseppina San Germano, Elisabetta Dodi, Alessandra Grasso e Paola Capitanio. Felicità per le ragazze dell'Atletica Castenedolo, della Virtus Castenedolo, ma ancora più felici credo siano quelle dell'Atletica Trieste, che verrà chiamata tra poco dallo speaker di campo nell'ipotetico gradino più alto, con la vittoria della 4% in 56-81 che vale 100 punti. E andiamo a presentare ora la terza ed ultima serie della 4%, femminile, maschile, chiedo scusa, mentre nel giavellotto è iniziato il terzo turno di lanci. In alto ma e allora vediamo la formazione della terza serie. In corsia 1 Associazione Sportiva Fratellanza 1874 di Modena con Paolo Barchi, Alberto Martignani, Alessandro Guazzaloca e Simone De Luca. In corsia 2 Master Atletica con Luigi Vanzo, Fausto Tegorelli, Massimo Belotti e Maurizio Ceola. In corsia 3 Biotecna Marcon con Alberto Lago, Vincenzo Conti, Fausto Salvador e Roberto Blasina. In corsia 4 Virtus Castenedro con Paolo Lombardi, Walter Comper, Claudio Fausti e Ettore Ruggeri. In 5 Atletica Pistoia con Antonio Nencini, Carlo Canaccini, Giuseppe Ciofani e Roberto Barontini. In 6 Roma Atletica con Adei Salama, Piero Cappenni, Alfonso De Feo, Enzo Proietti. In 7 Amatori Rimini con Franco Zamagni, Paolo Mazzocchi,
Facchin Zaccaria e Massimo Clementoni. In 8 Ambrosiana con Matteo Schino, Giancarlo Doro, Massimo Malvicini e Antonio Lacapra. Siamo all'ultimo cambio e vediamo in corsia 3 la formazione della Biotecna Marcon. Biotecna Marcon insediata all'interno da Master Atletica, 2 formazioni venete e Biotecna Marcon che va a vincere con il tempo di 46,25. 46,25 è il tempo della formazione vincitrice che ottiene così il miglior tempo in questa gara. E con questa gara di 4% si concludono le, si fa per dire, ostilità in pista. Non ci sono grandi ostilità nell'atletica come si è potuto notare, forse proprio perché non c'è molto contatto fisico, ma a volte c'è anche, ricordo per esempio le gare di mezzofondo dove si lotta spalla a spalla, ma c'è sempre molto fair play. È terminata anche la gara del triplo e ormai rimane praticamente solo in corso di svolgimento la gara del giavellotto, dove siamo arrivati al terzo turno di lanci e sta andando in pedana Concetto Mascali. Allora, mentre continua la gara del giavellotto, andiamo a lanciare un altro spot pubblicitario e poi andremo a concludere la cronaca di questa giornata di gare. Vediamo intanto, torniamo in cronaca con la splendida ruota nuova, la nuova ruota che la comunità di Jesolo ha messo in azione proprio per arricchire ulteriormente lo skyline di questa splendida località e che serve proprio anche per vedere dall'alto il panorama della località balneare di Jesolo. Una ruota che sembra essere all'altezza di quella di Mosca e di quella di Parigi, quindi una ruota piuttosto interessante. Si era iniziata la premiazione della 4% femminile, ma ora è stata interrotta perché evidentemente col meccanismo delle compensazioni c'era stato qualche errore. Quindi io in questo momento non ho la classifica reale, mi pare di vedere ancora la formazione del Castenedolo e del Trieste, mentre c'è un'altra formazione, forse la Sigiglio Rosso. La Sigiglio Rosso quindi Virtus Castenedolo, che prima era data in seconda posizione, ora è al terzo posto con Quilleri, Pasini, Ferroni e Signori, mentre al secondo posto evidentemente ci sarà la formazione, presumo, la formazione del Trieste. E vediamo che le ragazze dell'Asse di Rosso quindi seconda Trieste Atletica, e quindi la vittoria va alla formazione della Sigiglio Rosso, che come vediamo dalle immagini non sono 4 le concorrenti ma sono 5. C'è una giovanissima bionda concorrente, data anche l'età delle atlete in questione, potrebbe sicuramente entrare nel lotto delle concorrenti. Quindi le ragazze della Sigiglio Rosso vincono con 55 e 91, vincono la classifica anche con le compensazioni, vincono la classifica della 4% femminile. Ecco, procede intanto la gara, del lancio del giallotto con Simone Toniolo che ha lanciato, evidentemente comincia ad essere un po' stanco perché
l'impegno nell'alto, questo nel giallotto. Il primo lancio è stato ottimo, ma adesso sta calando purtroppo la sua prestazione, ma non c'è nessuno che lo può impensierire, almeno da quello che si è visto fino a questo momento, quindi tranquillo al primo posto, almeno per quanto riguarda in termini diciamo metrici per Toniolo. Poi con le compensazioni ovviamente le cose cambieranno sicuramente. Ecco, allora abbiamo seguito una intensissima giornata di gare, la prima giornata. Non abbiamo per il momento una classifica provvisoria, sarà nostro compito magari fornirla in introduzione della giornata di domani, della cronaca. L'assegnazione del titolo di campioni italiani per quanto riguarda le società master maschile e femminile viene quindi rinviata ovviamente a domani, dopo la seconda giornata, con la scelta, anche perché ci sarà da scegliere i 13 migliori risultati su 16 gare, quindi sarebbe una classifica non veramente reale. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per questa manifestazione, gli ospiti che abbiamo avuto qui presenti, che ci hanno parlato dell'atletica veneta e dell'impegno della comunità di Jesolo per l'atletica e per lo sport in genere. E l'appuntamento è per domani, alle ore 9 con l'inizio della cronaca in streaming, e quindi vi aspettiamo tutti per le ore 9 domani. Arrivederci e buona serata a tutti.